La cava Morganella in questo momento potrebbe insistere sulle falde e quindi l'acqua che arriva a Treviso, che viene pescata a ATS, potrebbe avere eventuali inquinanti. Noi siamo attentissimi, ci siamo allarmati subito vedendo le notizie di stampa e sapendo qual è stato il risultato della commissione VIA, e quindi in accordo con ATS faremo tutta una serie di valutazioni su quello che è la qualità dell'acqua. Nella cava più grande d'Europa si attende ancora, dopo anni di rimpalli e di responsabilità, il via libera per le nuove escavazioni. Cava Morganella, per l'85% nel territorio di Ponzano e per il restante a paese, è al centro di una disputa per i lavori di scavo che dovrebbero asportare ghiaia fino a meno 60 metri dagli attuali meno 40. Lavori che, una volta autorizzati, potranno prelevare più di 4 milioni di metri cubi di sassolini nei prossimi 14 anni. Un progetto a lungo osteggiato da comitati ambientalisti e residenti per il rischio di inquinamento della falda, nonostante una legge del 1982 vieti di scavare sotto il livello della sorgente. L'autorizzazione in questo caso è stata data prima che la norma entrasse in vigore, permettendo alle imprese di godere ancora della vecchia disciplina. Ora spetterà alla Regione mettere la parola fine sul via libera del progetto, dopo il parere favorevole della Commissione di valutazione di impatto ambientale, non prima che si capisca cosa c'è sul fondo del bacino, dopo che la provincia, con le analisi dell'ecoscandaglio, ha scoperto del materiale depositato di natura sconosciuta. Alto Trevigiano Servizi verrà incaricata dal Comune di Treviso per verificare che l'eventuale inquinamento non si possa spostare nel proprio territorio. Chiederemo a ATS di intensificare i controlli nei loro cosiddetti pozzi spia, che sono all'interno del territorio comunale, per monitorare se eventuali situazioni di emergenza avvenissero, e noi interverremo immediatamente segnalando all'azienda.